Sarà adesso il Comune di Realmonte a presentare l'istanza di finanziamento all'assessorato regionale territorio e ambiente nell'ambito degli interventi da effettuare contro il dissesto idrogeologico. Il progetto per la messa in sicurezza della Scala dei Turchi c'è. È stato approvato ieri nel corso della conferenza di servizi convocata dal sindaco Lillo Zicari. Un progetto della protezione civile da 380.000 euro che prevede il disgaggio per la messa in sicurezza della parete rocciosa, delle trincee drenanti ed una rete metallica come protezione. Abbiamo stipulato un protocollo con la protezione civile, ha detto il sindaco di Realmonte, durante la conferenza di servizi, con i pareri favorevoli di tutti gli enti competenti. Adesso il Comune dovrà presentare l'istanza di finanziamento alla Regione Siciliana, assessorato territorio e ambiente, per gli interventi da effettuare contro il dissesto idrologico. Una volta messa in sicurezza, la scogliera potrà essere riaperta al pubblico. Intanto sono già partiti i lavori per la realizzazione di un percorso che unirà le due terrazze panoramiche che si affacciano sulla scogliera di Marna Bianca. Si tratta del belvedere realizzato in collaborazione con il FAI e poi ampliato dal Comune e del belvedere in cui sono state realizzate le scene del giovane Montalbano. Stiamo realizzando il percorso che collega le due terrazze panoramiche in sicurezza oltre la sede stradale. I lavori, ha detto il sindaco, sono in corso d'opera da qualche giorno, si stanno realizzando degli steccati in legno. Entro l'estate sarà prevista la nuova illuminazione per la Scala dei Turchi. È stato finanziato il progetto Mediterranean Touristic Community che si pone l'obiettivo di ridurre in maniera significativa gli sprechi a livello energetico, idrico e del rifiuto a livello locale. Il costo dell'intervento è di circa 15.000 euro e prevede l'installazione di 12 pali per l'illuminazione. Obiettivo è la promozione di una crescita sostenibile attraverso uno sviluppo di strategie integrate di gestione delle risorse energetiche per la promozione di modelli di turismo basati sulla valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico. Il progetto, ha spiegato il sindaco Zicari, si concentra in particolare sulla specificità delle aree turistiche all'interno delle quali è necessario definire ed implementare politiche per la sostenibilità, per la riduzione dei consumi d'acqua e per la produzione dei rifiuti attraverso azioni che tengano conto delle azioni turistiche come la Scala dei Turchi, conosciuta ormai in tutto il mondo e meta di migliaia di turisti non solo nel periodo estivo. Altra novità in arrivo per l'estate sarà un trenino turistico che collegherà Realmonte con Lido Russello, la Scala dei Turchi e Punta Grande. Un'impresa si è aggiudicata l'appalto e il nuovo servizio dovrebbe partire tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. Così finalmente il centro abitato sarà collegato con le località balneari. Aspettiamo di definire l'iter per le autorizzazioni. Abbiamo già attivato la procedura con l'assessorato regionale alle infrastrutture, i cui tecnici nei primi giorni di giugno verranno a fare un sopralluogo. È un servizio molto importante, ha sottolineato il sindaco, sia per il paese sia per i turisti che arrivano a Realmonte in autobus ed in questo modo non avranno più difficoltà a raggiungere la Scala dei Turchi e le altre località balneari.